Ennesima tragedia sul lavoro in un'azienda agricola a Brugine. Un 75enne è stato travolto ed ucciso da un trattore guidato dal figlio. Lo shock della comunità. Indagini in corso. Cade nel Vaglio, 73enne, muore annegato, corpo scoperto dalla figlia. Ivano Mirtillo, pensionato, ha perso la vita stamane a Roncade in via Capesaro, forse un malore alla base della tragedia. Allerta arancione per temporali in Veneto, sala operativa della Protezione Civile aperta H24, probabili fenomeni anche intensi, forti rovesci, raffiche di vento e grandinate. Fatto esplodere un grosso masso sulla parete a ridosso della miniera di magnesio a Carpane di Valbrenta, chiuse strada e ferrovia mobilitazione in Valsugana. Colpi di carabina esplosi per divertimento da un gruppo di giovani. È accaduto sabato pomeriggio in Piazza Italia a Villafranca Padovana. Interviene il sindaco. Bocciato alla Camera l'emendamento della maggioranza sulle preferenze della legge elettorale. Il commento del direttore delle reti media nord-est Luigi Baccialli. Conto alla rovescia per la festa del Redentore, parla Antonio Parente, che realizzò per la prima volta i fuochi d'artificio nell'edizione del 1989, quella del famoso concerto dei Pink Floyd. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con l'ennesima tragedia sul lavoro, quella che si è verificata in un'azienda agricola a Brugine. Un 75enne è stato travolto ed ucciso dal trattore guidato dal figlio. Sono quei lavoratori di altri tempi che spesso si dimenticano quando sono le vacanze, spesso si dimenticano quando possono avere un momento di libertà e dedicano la loro vita al lavoro, ma un lavoro in prospettiva per la famiglia, perché questa era un'azienda familiare e quindi lui lo faceva soprattutto per i suoi figli e quindi quando succede questo fa ancora più male. Un'intera vita dedicata all'azienda agricola e di allevamento di famiglia a Brugine, spazzata via in un drammatico incidente. È una tragedia nella tragedia, quella avvenuta in via Ardoneghe 47. Erano circa le 17 quando, secondo le prime ricostruzioni, Flavio Beltramina è stato travolto e ucciso da un trattore condotto dal figlio, impegnato nelle operazioni di carico e scarico di cereali. Il 75enne è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del SUEM 118 che l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Flavio è morto la sera stessa. Il 75enne, titolare dell'azienda e vedovo da diversi anni, lascia ora 3 figli, Luca, Diego e Loris. Al lavoro anche i carabinieri di Agna e i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'area e il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro per tutti i rilievi del caso. Quella di Brugine è una comunità spezzata dal dolore dove Flavio era conosciuto e apprezzato. Oggi piangiamo un nostro amico, poteva essere il nostro padre, che dedicava la sua vita al lavoro, alla terra, ai campi, che sono i valori più importanti della nostra comunità, e a piangerlo è soprattutto tutta una famiglia e un figlio che senza volerlo ha compiuto un gesto che purtroppo fa male a tutti noi, è una tragedia immensa. Come amministrazione ma come intera cittadinanza siamo vicini ai 3 figli, Luca, Loris e Diego, e ci stringiamo in un forte abbraccio perché in questo momento sicuramente hanno bisogno del nostro amore e della nostra vicinanza, soprattutto quando viene a mancare un papà che ha dedicato la propria vita all'azienda. Risale a poco più di 2 settimane fa a Due Carrari un'altra vittima sul lavoro, Florian Cani, 27enne residente a Gemona del Friuli, travolto da un palo delle telecomunicazioni mentre era a lavoro su un cavalcavia. Il giovane era morto 4 giorni dopo all'ospedale di Padova. Una lista nera della quale sembra non esserci una fine, se da un lato sindacati e istituzioni continuano a chiedere più investimenti in prevenzione e sicurezza, dall'altro il numero delle vittime continua a salire. Tragica scoperta all'alba di oggi alle 6:40, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nel fiume Astichello a Vicenza all'altezza di via Mora. Un passante ha lanciato la segnalazione, immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti con la squadra sommozzatori di Mestre per il recupero. Sul posto Setaf, Questura e Militar Police per gli accertamenti necessari a chiarire che cosa sia accaduto. E tragedia questa mattina nel Trevigiano a Roncade. Ivano Mirtillo, 73enne,
73 anni, è scivolato nel canale Vallio morendo annegato. Il sindaco Mario Donadella, amico di famiglia, esprime il cordoglio di tutta la comunità. Ivano Mirtillo intorno alle 7:30 è uscito di casa, voleva fare probabilmente una passeggiata, respirare un po' di aria fresca in questi giorni di caldo torrido. Poi il silenzio, a cercare di contattarlo la moglie, ma lui non ha più risposto. Così la donna preoccupata ha chiamato la figlia, che ha allertato subito i soccorsi. Purtroppo il corpo del 73enne è stato trovato nel fiume Vaglio. Nulla da fare per lui. Fra i primi ad accorrere il sindaco Marco Donadel, amico di famiglia. Veramente una tragedia. Ivano lo conoscevo, ma conosco bene una delle figlie, che con il genero ci troviamo molte volte assieme ai nostri bambini, insomma amici di famiglia. È veramente stata una tragedia. Una dinamica ancora al vaglio, dei carabinieri giunti sul posto. Sembra che sia inciampato, addirittura un malore, anche perché lì, in quel punto lì, l'acqua del fiume è veramente bassa e lui lo conosceva molto bene perché ci abitava, è cresciuto lì a ridosso del fiume, quindi sembra proprio un caso accidentale, forse un malore, ma questo lo capiremo successivamente. Ivano Mirtillo era in pensione, aveva lavorato come operaio, una famiglia unita, 4 figlie, una vita tranquilla in una casa sulla riva del Vaglio. Amava, ci raccontano, passeggiare, una persona conosciuta in paese. Ivano era una persona conosciuta, ben voluta, una persona socievole, sempre con la battuta pronta, e veramente quella di oggi, la scoperta di oggi è una tragedia, e ho portato la vicinanza e l'abbraccio da parte mia, di tutta l'amministrazione, ma da parte di tutti i cittadini che lo conoscevano e gli volevano bene. Ed ancora cronaca, tragico incidente nella notte sull'autostrada A4 tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Un giovane di 27 anni di origine senegalese residente in provincia di Venezia è morto dopo aver tamponato un mezzo pesante ed essere stato coinvolto in una successiva carambola con altri veicoli. Soccorso dal 118, era trasportato d'urgenza agli ospedali civili di Brescia, è deceduto durante il tragitto in ambulanza. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della polizia stradale. Nel Vicentino ora ha fatto esplodere un grosso masso sulla parete a ridosso della miniera di magnesio a Carpanè di Valbrenta. Una nostra troupe questa mattina ha seguito le operazioni. Vediamo. Tre suoni di allarme che annunciavano la deflagrazione e poi un boato tremendo che ha parcellizzato parte di roccia sulla parete a ridosso della miniera di magnesio a Carpanè di Valbrenta. La fetta di roccia che è stata fatta cadere è stata importante. Da quello che abbiamo visto da qui, insomma, è defluita rispetto ai luoghi che erano stati immaginati. Perché è stata necessaria questa operazione? Beh, questa è un'operazione che è stata richiesta dal concessionario della miniera per rendere agibile un piazzale che viene utilizzato per delle attività di estrazione. L'attività economica è rilevante e quindi ha fatto sì che si adottassero delle misure di cautela per la statale 47 e per la ferrovia sottostanti. La statale 47 e la linea ferroviaria sono state chiuse per un'ora. Dopo l'esplosione sono partite le bonifiche da Polfer, Polizia di Stato e ANAS per accertarsi che sia il manto stradale che la ferrovia fossero sgombre da qualsiasi detrito. Per quello che ha riguardato il comune di Valbrenta, ovviamente noi siamo responsabili dell'incolumità pubblica dei cittadini, quindi ci siamo dovuti occupare sostanzialmente di fare in modo che le abitazioni prossime all'intervento non fossero occupate, che il fiume non fosse percorso dalle attività di rafting e di canoa, che non ci fossero persone in fiume. Quante persone sono state fatte evacuare, se sono state fatte evacuare? Beh, in particolare una famiglia che era in una zona sottostante, poi altre persone, insomma, che utilizzavano, che erano presenti in fiume come da ordinanza, però è tutto, diciamo, da questo punto di vista è stato tutto eseguito nel massimo rispetto dell'ordinanza.
Ed ora l'ondata di maltempo che sta arrivando proprio in queste ore sul Veneto, allerta arancione su gran parte della regione per temporali, vento forte e grandinate tra prealpi e pianura con probabili fenomeni anche intensi. I temporali tenderanno ad esaurirsi nella giornata di domani, per la quale è stata dichiarata invece allerta gialla. Aperta 24 ore su 24 la sala operativa della Protezione Civile regionale a Marghera per monitorare la situazione. Sentiamo quindi le parole dell'assessora alla Protezione Civile della Regione Veneto, Elisa Venturini. Stiamo verificando appunto anche dai monitor, quindi l'arrivo di questa ondata che dalla Lombardia arriverà verso il Veneto, e appunto seguiremo passo passo la situazione attraverso l'attivazione, in questo caso della nostra sala operativa, senza adesso voler dire ma il cambiamento climatico penso che sia abbastanza evidente guardando il dato quotidiano di quello che sta succedendo. C'è questo succedersi di allerte dove noi abbiamo delle giornate con un calore intenso, con notti tropicali che fino a qualche anno fa non c'erano. Quest'anno, solo a giugno, ne abbiamo avute 11. Si alternano poi a situazioni dove si verificano precipitazioni violente, eventi estremi. Il fatto che vengano diramati anche informazioni, messaggi, indicazioni di allerta sta ad indicare che un'attenzione, una prudenza deve essere mantenuta da parte del cittadino. Arrivano molte segnalazioni, l'ha ricevuta anche lei da Google stesso, di allerta temporali estremi, un'allerta che non era mai stata verificata, successa prima da allora che arrivasse direttamente da Google ai cellulari privati. Sì, adesso stiamo appurando esattamente da dove arriva e con che modalità, per cercare di capire un messaggio così che di fatto è un messaggio anonimo, perché per quanto arrivi da Google, voglio dire, non c'è la certezza di sapere chi è il soggetto che poi lo dirama e se è attendibile poi. Ci siamo rivolti anche al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per capire se avevano qualche informazione in più, però non ci hanno dato indicazioni, quindi appureremo anche in futuro adesso da dove è partito questo messaggio. Ancora cronaca, colpi di carabina esplosi per divertimento da un gruppo di giovani, accaduto sabato pomeriggio in Piazza Italia a Villafranca Padovana. Il fatto è stato segnalato al sindaco, che ha denunciato tutto ai carabinieri. Osservano l'arma, una carabina d'aria compressa, si posizionano su una panchina ed esplodono alcuni colpi. Piazza Italia, tardo pomeriggio di sabato a Villafranca Padovana. Il gran caldo tiene lontani molti cittadini, ma mentre un gruppetto di giovani si diverte così, qualcuno è passato approfittando dell'orario quasi serale, facendo jogging o semplicemente lasciando l'auto nel parcheggio per entrare nel vicino cimitero. Comportamenti potenzialmente pericolosi che sono stati segnalati al sindaco Luciano Salvò, che commenta così. Una bravata fatta da ragazzi muniti di una grande dose di stupidità e soprattutto da ragazzi che devono far passare il tempo, soprattutto in questo periodo. Ecco, non si sono resi conto, probabilmente avendo difficoltà di distinguere tra il bene e il male, che una piazza pubblica non può essere utilizzata per fare cose di questo genere. Quanto accaduto sabato è stato segnalato ai carabinieri dal sindaco, che ha pensato di avvisare la popolazione. La piazza è molto vissuta, lì ci sono gruppi di ragazzi in tutte le ore, insomma, soprattutto serali, poi ci sono anche tante mamme con tanti bambini, insomma, che frequentano soprattutto la parte del parco, ecco. Per cui sicuramente un posto che non può essere adatto a fare bravate di questo genere. Ecco, lei ha ricevuto notizie e presentato denunce ai carabinieri. Io ho dato comunicazioni ai carabinieri e soprattutto in qualche maniera adesso ho anche informato la popolazione, intanto per cercare anche di stimolarla a prestare attenzione al luogo pubblico come quello della piazza, e poi soprattutto anche, se sono in possesso di informazioni, insomma, di trasmetterle ai carabinieri per poter individuare gli autori. A disposizione dei carabinieri anche le immagini delle telecamere. La piazza infatti è videosorvegliata. La politica ora ha bocciato alla Camera l'emendamento della maggioranza sulle preferenze della legge elettorale. Il commento del direttore delle reti media nord-est, Luigi Baccialli. Ieri sono andate in onda anche sulle nostre reti delle immagini vergognose, mortificanti, deprimenti di parlamentari nominati che gioivano, saltavano sui banchi felici perché era stata affossata una legge elettorale che prevedeva le preferenze. Hanno votato con
in segreto, no? A scrutinio segreto, per non metterci la faccia, per apparire come favorevoli alle preferenze a parole. Ah sì, le preferenze, i cittadini. Dopodiché segretamente tramano e fanno in modo che questa legge elettorale, ancora una volta, dopo il Mattarellum, il Rosatellum, tutte le porcate che hanno fatto finora, venisse nuovamente affossata. E questo è veramente triste, veramente scandaloso, perché i cittadini ormai vogliono prendere parte alla politica, vogliono incidere, anche se non vanno a votare proprio perché viene tolto loro il diritto di mandare uomini e donne in Parlamento scelti da noi e non dalle segreterie dei partiti. E ancora una volta ci ritroviamo in questa situazione. Destra e sinistra non conta, il centrodestra si è spaccato, i franchi tiratori erano della Lega di Forza Italia, probabilmente ci sarà anche una crisi di governo. Sarà anche interessante capire come hanno votato i parlamentari veneti, che dicono sempre di essere dalla parte del popolo sovrano. Dalla parte del popolo sovrano un bel niente, perché ancora una volta siamo stati presi per i fondelli. Come dice il generale Vannacci, saranno eletti mogli, amici, conoscenti, amanti dei capi al potere, e questo è veramente riprovevole. Io spero veramente che alle prossime elezioni del 2027, se non ci saranno addirittura delle elezioni anticipate, vada a votare il 5% dell'elettorato, in modo che a quel punto, in teoria, elezioni col 5% dell'elettorato, il 10%, 15% dovrebbero essere invalidate. Se lo merita questa classe politica incivile, incolta, greve, volgare e cinica. E continuiamo con la politica, incontro nella sede della Lega Padovana con il direttivo, i militanti e Roberto Marcato, presente anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani. Ho provato un'emozione straordinaria incontrando i militanti della città di Padova per presentare la mia candidatura a sindaco di questa meravigliosa ed unica capitale del nord-est. Massa Abeo affida un post sui social Roberto Marcato l'esito del vertice nella sede della Lega Noventa Padovana, dove la sezione cittadina si è riunita per appoggiare la sua corsa a sindaco di Padova. Presente per portare il suo supporto anche il presidente della regione Alberto Stefani, con la segretaria cittadina Federica Pietrogrande, l'eurodeputata Paola Ghidoni, la consigliera regionale Eleonora Mosco, oltre al direttivo e ai militanti del partito. Un'investitura vera e propria per l'ex assessore regionale, che sa quanto il tempo corra. Non c'è ancora una data definitiva, ma la naturale scadenza del mandato di Sergio Giordani è nella primavera del prossimo anno. Per questo Marcato vuole ottenere una candidatura unitaria di tutto il centrodestra entro settembre, nonostante i tentennamenti degli alleati. Forza Italia e Fratelli d'Italia, infatti, non hanno ancora sciolto le riserve e chiedono più tempo. Tempo che per il bulldog della politica padovana non c'è. Marcato, infatti, si sta già muovendo da candidato, presenziando ad eventi e feste, oltre ad aver già avviato una serie di incontri con i rappresentanti delle attività economiche, associazioni e reti civiche. Tutto pronto quindi per la partenza nella corsa che porta a Palazzo Moroni. A sinistra, intanto, non c'è ancora un nome per la successione a Sergio Giordani. I volti più quotati sono quelli dell'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Michalizzi e dell'attuale vice sindaco Antonio Bressa. Resta da capire se Coalizione Civica accetterà uno di questi nomi o verranno proposte le primarie. Notte del Redentore, è scattato il conto alla rovescia per lo spettacolo pirotecnico straordinario che si evolve e si rinnova ogni anno, quello dei fuochi d'artificio che illuminano appunto la notte famosissima. La ditta che lavora da mesi all'allestimento è arrivata oggi in laguna.
Lo spettacolo pirotecnico sul bacino di San Marco rappresenta il momento più suggestivo della ricorrenza del Redentore a Venezia. Fin dalle origini, la festa nata nel 1577 per celebrare la fine della devastante epidemia di peste che provocò in città circa 50.000 vittime, prevedeva l'accensione di fuochi e l'uso di artiglieria. Oggi questa tradizione si è evoluta in un grandioso spettacolo pirotecnico moderno. Tutto è cambiato, è evoluto, le coreografie, i disegni, e poi negli ultimi 10 anni abbiamo ampliato il fronte di fuoco al massimo della distanza di sicurezza disponibile in bacino, quindi sfruttiamo tutto lo spazio al meglio possibile. Antonio Parente lavora per la ditta che realizzò per la prima volta i fuochi d'artificio del Redentore per la festa del 1989, quella del famoso concerto dei Pink Floyd. Dal punto di vista pirotecnico, un'era geologica fa. Abbiamo un fronte di fuoco di 400 metri, che è una cosa molto impegnativa ed è cambiato tantissimo. Una volta era molto più semplice, c'erano solo pontoni grandi, adesso sono stati aggiunti negli ultimi anni dei galleggianti più piccoli per allargare il fronte, fare coreografie più dinamiche e più spettacolari. Dietro a quella mezz'ora di spettacolo c'è un lungo lavoro di preparazione che spazia nel tempo, dall'ideazione e dalla progettazione dei fuochi d'artificio fino alla loro realizzazione materiale e quindi all'allestimento in laguna di tutto ciò che è necessario per mettere in scena uno spettacolo unico nel cielo di Venezia. All'incirca si parla di qualche migliaia di 5, se non sbaglio, migliaia di pezzi di artifici. Sono artifici di vario tipo, di vari calibri, dai più piccoli ai più grandi, che hanno colori e coreografie completamente diverse, e quindi per un totale più o meno è una cifra del genere, anche perché si deve passare i 35 minuti, insomma una cosa abbastanza impegnativa. E sabato 18 luglio Antenna 3 dalle 20:10, dopo i nostri telegiornali, sarà in diretta per seguire la notte dei fuochi del Redentore a Venezia. Ci saranno i collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione, fino appunto allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti con il naso all'insù per 40 minuti. Per scoprire quindi come saranno i fuochi di quest'anno, restate collegati su Antenna 3 sabato sera a partire dalle 20:10. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo, come sempre, subito dopo la sigla, l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est per le prossime ore.